A Favara festa e gioia la Virtus Favara Calcio, dove dopo una faticosa guarigione è rientrato il tredicenne Gabriele Terranova, investito da un'automobile pirata 3 mesi addietro. Gaetano Ravanà. Vedrai che tutto questo sarà presto solo un ricordo, è una storia da raccontare. C'è sempre luce dietro le nuvole. Bentornato Gabriele Terranova. È finito il calvario per il giovane favarese rimasto vittima 3 mesi fa di un grave incidente stradale. Venne investito da un pirata della strada vicino alla Villa della Pace, sempre a Favara. Il giovane si è sottoposto a 3 importanti interventi chirurgici che hanno anche fatto temere il peggio. Ma per fortuna, come detto, questo è soltanto un cattivo di ricordo. Il miracolo di Natale è avvenuto in anticipo. E ieri è stata festa grande in casa Virtus Favara, la squadra di calcio dove Gabriele gioca, alla presenza anche del sindaco Palumbo. Ad investire il giovane, come si ricorderà, era stato un studente diciottenne alla guida di una Fiat Punto, un giovane che anziché soccorrere il tredicenne scappò via, ma poco dopo si presentò alla caserma dei carabinieri assumendosi la colpa di quanto accaduto. Il favarese, che aveva preso da poco la patente di guida, risultò essere positivo all'alcol test e per questo venne anche denunciato dai carabinieri alla procura di Agrigento per l'ipotesi di reato di lesioni personali, fuga senza prestare soccorso e guida sotto l'influenza dell'alcol.